Tutela e valorizzazione, formazione e crescita personale affrontate nel corso dell'incontro La certezza dei sogni nell'ambito del corso A come archeologia organizzato dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento al Pala Congressi. Ieri l'esempio della cooperativa La Paranza del Rione Sanità di Napoli che con il coinvolgimento di persone che abitano il difficile quartiere partenopeo ha dato slancio a un bene culturale di pregio, le catacombe di Napoli. Ascoltiamo Vincenzo Porzio, responsabile comunicazione Catacombe di Napoli. Abbiamo iniziato innanzitutto credendo in un sogno, consapevoli di quello che avevamo tutti i giorni sotto agli occhi. Il gruppo che oggi gestisce le catacombe di Napoli è al 90% costituito da gente che abita e vive il Rione Sanità, quindi la consapevolezza della bellezza del patrimonio è qualcosa che è nato fin da subito ed è questa consapevolezza che ci ha permesso di affrontare tutte le difficoltà ed è stato un percorso di crescita personale, quindi una continua formazione delle persone che gestiscono il sito e dall'altra parte una continua attenzione sia all'esperienza del visitatore che arriva per la prima volta a Napoli e alle catacombe di Napoli e una continua attenzione a quella che è la tutela e alla valorizzazione del sito. Sicuramente partendo dall'identità e dalla naturale vocazione di un territorio. È così che abbiamo fatto a Rione Sanità di Napoli con la valorizzazione delle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso. Sono dei luoghi straordinari inseriti all'interno del centro antico di Napoli e dal 2006 è in atto un processo di valorizzazione che parte dal basso e che mette al centro sia le persone, gli abitanti e i gestori del posto, sia i luoghi. Quindi un cammino parallelo di valorizzazione e di tutela dei luoghi e valorizzazione delle persone che permette una crescita, una rinascita dal basso ed un impatto economico e sociale che ha degli effetti straordinari.